A novembre i bilanci degli enti pubblici, stante la situazione attuale, non avranno non saranno floridi. Oggi noi abbiamo mancate entrate importanti a livello comunale e a livello provinciale sui quali il governo sta intervenendo, ma nella misura del 30%, del 50%. I soldi promessi dallo Stato agli enti locali stanno arrivando, ma non sono sufficienti a far fronte alle mancate entrate nelle casse di comuni e province. A fare i calcoli il presidente della provincia di Treviso, nonché sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che proprio come primo cittadino fa un esempio pratico delle spese sostenute per andare incontro alle famiglie in questo difficile momento di ripartenza. A Castelfranco Veneto abbiamo stanziato 300.000 euro per i centri estivi e ne sono arrivati 60.000 dal governo, quindi il resto ce li abbiamo messi noi come comune. Ma far quadrare i conti e rispettare la programmazione prevista diventa impresa ardua. A novembre come provincia mi trovo con 6 milioni in meno di mancate entrate, mi salta tutta la programmazione che fondava il bilancio di previsione su determinati numeri. Comuni e province venete alle prese con calcoli matematici, perché una cosa è sicura, quella di non voler avere dissesti o disavanzi nelle casse. Certo è che, spiega ancora Marcon, nel bilancio di previsione 2020 molte delle entrate si basavano su incassi da abbonamenti, parcheggi e sanzioni. I numeri là erano tutti in positivo nel bilancio di previsione e andranno tutti in negativo. Enti locali che procedono con prudenza come attente formichine, pronte a mettere da parte l'avanzo del bilancio 2019. In normali condizioni questo avanzo di bilancio ti consente di poter portare avanti programmazione che magari hai tenuto fermo perché non avevi disponibilità economiche. Oggi cosa stiamo facendo? Un po' tutti. Accantoniamo l'avanzo e lo utilizziamo a supporto del tessuto e parte lo teniamo là per capire cosa succederà da qui a novembre quando saremo chiamati a fare l'ultima variazione di bilancio. Alla luce di questa delicata situazione dei bilanci, comuni e province devono anche mettere in conto le spese per il nuovo anno scolastico per reperire gli spazi necessari ad ospitare in sicurezza gli studenti dal 14 settembre. Ci siamo guardati attorno con uno spirito diverso, cercare di vedere laddove ci siano degli spazi, ancorché non destinati a scuola, non iscritti all'anagrafe scolastica, altro tema, ma che possano essere riconvertiti. Spazi dismessi delle ULSS o del demanio che vanno però sistemati investendo centinaia di migliaia di euro. Bisogna entro la settimana prossima avere ben le idee chiare, sapere di quante risorse abbiamo bisogno e andare a dire a chi ci comanda, a chi ci governa, questi sono i soldi che ci servono. Dateci là, diteci che i soldi ci sono, noi partiamo, dopo è un impegno che dovete prendervi e onorare voi, perché puoi partire anche senza la certezza per certi aspetti, no? Perché basta che arrivino.